Dopo l'avvio gelido di Capodanno, il 2015 continua a regalarci giornate miti dal punto di vista climatico. Da qualche giorno, infatti, su gran parte della Sicilia si registrano temperature superiori alla media stagionale e l'assenza di precipitazioni. Più che all'inverno fanno pensare a un anticipo di primavera. Sole che, secondo gli esperti di ilmeteo.it, ci accompagneranno per l'intero arco della settimana. Per dopodomani, giovedì, le previsioni indicano la città di Agrigento come quella con la temperatura più alta dell'intera isola, 19 gradi. Belle giornate quindi che a oggi smentiscono le previsioni di fine anno che annunciavano un mese di gennaio all'insegna del freddo. Passare dalla neve che nella vigilia di Capodanno è scesa anche sul litorale agrigentino alle temperature miti di adesso è uno stress fisiologico a cui è sottoposto il nostro organismo. Prova ne sono le tante persone affette da influenza stagionale. Sempre secondo i meteorologi, dalla prossima settimana dovrebbe tornare il maltempo, con piogge sparse che potrebbero ripetersi fino a fine mese.